Non gli bastavano 1,5 milioni di euro fatturati negli ultimi 6 mesi. Non sapeva come sopravvivere e perciò voleva il reddito di cittadinanza. Una richiesta che però lo ha tradito. Oggi a Gruaro non si parlava d'altro. Ha destato grande scalpore il caso di un'azienda con sede nella provincia di Venezia, il cui titolare, nonostante incassi milionari, aveva chiesto di ricevere il sussidio. Inoltre della richiesta del sussidio, che aveva già predisposto, gli è stato impedito dal blitz della Guardia di Finanza che ieri ha smantellato l'organizzazione che operava a livello nazionale. Le Fiamme Gialle hanno emesso 5 provvedimenti restrittivi della libertà personale, tra cui l'obbligo di dimora nei confronti dell'imprenditore la cui sede era operativa a Gruaro, in provincia di Venezia. Lo ha portato a gara l'operazione car lifting della Guardia di Finanza che complessivamente ha scoperto un'evasione fiscale milionaria e una truffa ai danni di 835 persone in 18 regioni attraverso la vendita online di auto di lusso.